Eccoci, ora siamo Eccoci in qui. diretta. Oggi è una news, oggi mi sento così, anzi potrei anche guidare così, Ilde, cosa pensi? Per non Ma disturbare i nostri facciamo amici. sperando No, che la ma connessione regga perché siamo agganciati a no, te. no, 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 no. Allora, cara Ilde, la connessione, stiamo fermi qui e aspettiamo i nostri amici perché oggi che giorno è, Ilde? Oggi è lunedì e oggi parleremo dei lunedì, dei nati di Di lunedì. quelli nati di Sì, lunedì, sì, quelle sì. persone che sicuramente sono felici di sentire qualcosa sul loro giorno di nascita. Io oggi non ci Certo. sono, sono in un certo senso in modo spirituale perché ho perso la mascherina e quindi ho paura che vi passi l'antivirus del PC. Qui lo Eh, dico e qui lo nego, cara Ilde. Bene, puoi pure iniziare tu a raccontarci qua. Ah, e naturalmente anche dire che questa sera cosa succede alle 9:30, perché io ho già seminato su Face i vari inviti. Cosa succede alle sì, 9:30? alle 9:30, 21:30 c'è la diretta sul mio canale YouTube con le risposte alle vostre domande per il mezzo delle sigle. Dunque, risponderò a una domanda a ciascuno, chi vorrà appunto una risposta si faccia avanti pure tranquillamente. Ovviamente è necessario essere iscritti al mio canale YouTube per poter scrivere durante la diretta, dunque se non lo avete ancora fatto, raggiungetemi cercando Ilde Garda su YouTube, staccato, Ilde staccato Garda, se no trovate una, per carità, è buono anche se trovate lei, una grandissima, straordinaria santa del passato, che ha veramente lasciato molte cose, ma io non sono la stessa cosa, dunque cercate il mio nome Sei staccato. Ermeio, sei Ermeio! Meglio ancora, Esatto, il mio topolotto, sì, 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 è una garanzia. Bene, sì. scusa se ti ho interrotto, ma era una presentazione, un appunto, a questo. Nessun Andiamo problema, avanti. anzi, così abbiamo ricordato agli amici che se non hanno nulla da fare possiamo trascorrere del tempo in compagnia. Prima ancora c'è il gruppo Telegram questa sera alle 20:30, i Magici Arcieri Bertoldini, cercate appunto il link in descrizione se ancora non vi siete aggiunti, potete appunto trascorrere ogni lunedì un'oretta di tempo a parlare di materie esoteriche, radionica, radiestesia, cabala, insomma, interessante se amate queste materie e l'ingresso è gratuito, aperto a tutti. Bene, poi c'è qualche furbo che viene lì e getta gli ami. Sì, sì, sì. Viene accompagnato alla porta subito, quindi Esatto, l'altro giorno, sì, l'altro giorno ho dovuto accompagnarne uno alla porta perché arrivano lì certo. e cercano di, in un certo senso, abbindolare le persone, ma il vostro marietto ormai è 30 anni che naviga su cioè non su Face, scusate, sui Sì, siti sì, social e quant'altro, esatto. e quindi queste persone vengono subito accompagnate alla porta e spiegato che nei nostri gruppi si lavora in modo serio e volonteroso e non si cerca di abbindolare nessuno. Scusa, è una precisazione, sì. Ma hai fatto benissimo. Allora veniamo ai nati di lunedì, che Sì. sicuramente ci saranno persone che aspettano di sapere cosa vuol dire nascere di lunedì. Ovviamente la parola stessa contiene luna, che è l'astro dominatore planetario, anche se non è un pianeta, però è il dominatore planetario associato al giorno del lunedì, al giorno della luna proprio. E dunque i nati in questo giorno ricevono questi influssi, questi doni. Abbiamo Sara, ciao, ciao Sara. Oh, la nostra Saretta che non manca Buongiorno. mai, siamo Sì, bellissimo, sì. bellissimo, bellissimo. Sì, sì, sì. Sappiamo che la Luna ha un influsso molto forte e è direttamente riconducibile a certe dinamiche che abbiamo intorno a noi, dunque senza alcun timore di essere smentiti, sappiamo che la Luna influisce direttamente sulle maree, influisce anche, questo è risaputo da sempre, da quando gli uomini hanno cominciato a osservare la connessione fra i cicli lunari e la crescita della vegetazione, dunque coinvolge direttamente anche l'agricoltura e tutto quello che è associato appunto al rinnovo e
ai cicli vitali veri e propri. Anche la donna in un certo senso è direttamente collegata a questi andamenti lunari. Non per niente il periodo del mese si chiama ciclo, proprio come il ciclo lunare. Insomma, abbiamo un sacco di ambiti che sono direttamente associati alla Luna, così come pure i cambiamenti repentini di umore, eccetera, che sono influenzati appunto da questo astro. In effetti spesso si dice delle persone sei lunatico, e poi è chiaro che non tutti lo sono nella stessa misura, ma comunque quelli che ricevono maggiormente gli influssi della Luna hanno una probabilità maggiore di risultare così agli occhi degli altri. Vale per i nati di lunedì certamente, che hanno la capacità di sondare ed esplorare le più alte vette di emozioni positive e i più profondi abissi di emozioni negative, e a volte anche nell'arco di breve tempo. Sono, diciamo, le persone che per prime percepiscono il risveglio della primavera e dunque l'avvicinarsi dei cambiamenti anche ciclici, stagionali. Dunque hanno un grado di sensibilità molto, molto più sviluppato, che li rende effettivamente molto più emotivi anche rispetto ad altre persone, più vulnerabili in un certo senso. Sono persone che comunque generalmente hanno un aspetto di pigrizia in più, amano moltissimo trascorrere il tempo con la loro famiglia e con gli amici più cari, che inevitabilmente per loro diventano parte della loro famiglia. Dunque è da capire che questi soggetti comunque amano circondarsi di tutto ciò che a livello emotivo li rassicura. È possibile anche che lavoreranno con la loro famiglia e che saranno un po' da spronare da piccoli, perché appunto questo indice di pigrizia è piuttosto importante in loro, ma negli anni diventeranno estremamente obbedienti, ligi al dovere e comunque affidabili per quanto riguarda proprio gli impegni dal punto di vista lavorativo. Sentimentalmente sono un po' più predisposti a innamorarsi facilmente, magari amano anche tantissimo senza essere ricambiati e vivono, insomma, diciamo, in una specie di bolla dove loro alimentano anche qualche illusione ogni tanto. Comunque sono persone sicuramente molto empatiche e sanno essere di sostegno, di aiuto, e purtroppo aiutano e non vengono ben ripagati nel loro essere così predisposti a soccorrere gli altri. Ecco, detto questo, torniamo agli influssi lunari, perché vediamo come applicarli nel nostro quotidiano o laddove abbiamo un maggior bisogno, diciamo così, di questo sostegno, perché la Luna, abbiamo detto, influisce sui cicli vitali, influisce anche sulla connessione con la famiglia e dunque indirettamente va a toccare la nostra capacità o la capacità in genere di rendere fertili tutto ciò che appunto riceve questo influsso, o comunque i legami con la famiglia, indirettamente la casa. Dunque dove abbiamo bisogno appunto di stimolare queste forze, queste energie, potremmo usare il colore argento oppure il bianco, che comunque si presta benissimo agli influssi lunari. Dunque, non so, se stiamo cercando casa, possiamo aiutarci magari indossando qualche oggettino d'argento, oppure vestendo di bianco, che comunque raffigura la casa. La stessa, immaginiamo anche solo, guardiamo anche solo durante la celebrazione dei matrimoni, la sposa veste di bianco. In effetti la sposa raffigura il femminino in quella circostanza, e il femminino è associato alla luna. Certo, l'uomo non dovrebbe vestirsi di nero, dovrebbe vestirsi dorato a questo punto, perché raffigura il maschile, però è chiaro che nella nostra tradizione le polarità ovviamente oppongono il nero al bianco. Dunque diciamo che
È per questo che l'uomo veste di nero, la donna di bianco, la donna è indice di purezza ed è un augurio di fertilità che si fa indirettamente alla sposa nel vestirsi di bianco. Dunque, anche in questo caso, se abbiamo bisogno di sentirci più puri o stiamo facendo un percorso di purificazione personale, magari digiuni oppure meditazioni o qualsiasi altro momento in cui decidiamo di rinnovarci completamente, indossare il bianco agevolerà questi passaggi proprio tramite la vibrazione del colore che andrà a influire direttamente su di noi. Bene, io ho fatto una carrellata appunto sui nati del lunedì su come applicare le forze lunari in modo, diciamo, più spiccio, quotidiano. Ricordo che il lunedì, ovviamente l'abbiamo detto, porta insitamente con sé, cioè già di base gli influssi lunari, ma ogni giorno ritroviamo gli influssi lunari più volte al giorno grazie all'orario, alle ore collegate alla Luna. Ci sono comunque dei siti che aiutano questo conteggio. Anticamente si consideravano, c'erano delle tabelle che spiegavano la prima ora, la seconda ora, eccetera. Dunque ci si può anche rivolgere a queste tavole antiche oppure attraverso questi siti avviene poi una conta moderna diversa che tiene conto del numero di ore effettivamente di luce contate dall'alba al tramonto e le ore notturne, dunque contate dal tramonto all'alba, e in base a questa ampiezza viene poi suddiviso per 12, dunque non c'è più il concetto dell'ora fatta di 60 minuti per ciascuna di queste ore a partire dal mezzogiorno, diciamo così, ma viene considerato proprio in base alla stagione. L'ora diurna, se per esempio siamo in estate, potrà superare di qualche minuto l'ora e l'ora notturna essere più corta. Insomma, questo è un concetto comunque nuovo, ma sicuramente valido altrettanto quanto le tabelle antiche. Ecco, dunque cercate dei siti, io per esempio uso Planetary Hours, che è una sezione di astrology.com. E dunque è un ottimo sito che io uso anche per rifarmi agli orari della ritualistica, dunque mi sono sempre trovata molto bene, ve lo consiglio. Ovviamente a proposito di siti, ricordatevi che noi ne abbiamo uno che si chiama ilcapitano.altervista.org, su cui trovate veramente un'immensità di circuiti radionici gratuiti, ma anche di quadranti per interrogare e ricercare su più settori e aspetti della nostra vita. Dunque non perdete tempo, scaricateli, sono del tutto gratuiti. C'è anche una sezione dedicata alle materie esoteriche, alla Kabbalah, e c'è un primo indizio, diciamo così, un inizio per cominciare anche studi di natura esoterica. Dunque visitate questo sito perché ci abbiamo messo tanto impegno e tanto cuore nel tirarlo su. Non è così, Marietto? Così, altro che stavo proprio ascoltando la mia Topolotto e dicevo, ma caspita, quante cose che sa il Topolotto. Brava, brava Ilde, stiamo facendo un figurone perché questo video lo vedranno ora di questa sera più di 200 persone, anche quello di ieri l'hanno visto più o meno 230-240 persone. Alcuni mi scrivono in PVT, ricordiamo che il PVT è solamente per le consulenze e se vogliono anche su Telegram non scrivetemi in PVT se non volete una consulenza perché sapete che non abbiamo tempo da perdere, è solo persone serie che vogliono fare qualcosa di importante perché ci rendiamo conto, io ricevo sempre 20-30 PVT al giorno, c'è chi ha sognato questo, c'è chi vuole. Ieri addirittura uno che non so neanche chi è mi ha chiesto una cosa, mi ha chiesto posso dirti una cosa, io gli ho risposto dipende che cosa vuoi e vorrei discutere, cioè ma io Ilde, pensa che cioè, ti sembra il tipo che voglio perdere tempo su Telegram a parlare con, cioè non so, anche perché se volete dei guru che hanno voglia di perdere tempo, di
portarvi a comprare le scarpe o di farvi infogliare in qualche matrimonio così tout court, come si stanno inventando certi guru che si trovano nei social, ecco, avete sbagliato indirizzo. No, lo volevo dire perché ogni giorno se ne sente sempre una di più, no? Sei d'accordo, Ilse, su questo? Sì, 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 sì. purtroppo. Quindi voi sapete i nostri prezzi sono 20 euro 45 minuti e per chi vuole invece perdere tempo avete sbagliato indirizzo. Qui metto anche il bellissimo numero da Hildegarda e non telefonate a me ma telefonate alla Hilde, al mio topolotto, che così andiamo sul sicuro. Hilde, vuoi dire qualche cos'altro o ai Beh, nostri cari amici? ricordo dunque ancora l'appuntamento di questa sera, mi Ah, ecco, sì, raccomando, bravi, sì, esatto. 20:30 sul gruppo Telegram. Dunque se non avete ancora questa app scaricatela gratuitamente, mettetela o installatela su uno dei vostri dispositivi e poi cliccate sul link d'invito dove verrete appunto automaticamente aggiunti al gruppo per seguire ecco, in quella sede siamo aperti a dibattiti Sì, pubblicamente esatto, sì. in modo costruttivo che può essere utile anche ad altri. Dunque, se avete delle domande, dei dubbi, delle perplessità, o sfruttate questi canali perché Esatto, esatto. sono comunque aperti a tutti. Noi non ci siamo mai tirati indietro di fronte alla domanda di nessuno, ma in privato noi dobbiamo purtroppo, o per fortuna, gestire per le persone che si sono rivolte a noi. Scusate un secondo, Sì, abbiate aspetta, che è praticamente chi è che è il Corriere, giusto? esatto, devo andare ad Oh, aprire. e ci mancava il Corriere, ieri ci è andata bene, abbiamo superato il Corriere ieri, ma oggi Arrivo, esatto, e per devo fortuna andare. deve andare. Ok, salutiamo gli amici, grazie cara Ile di queste Meno tue male. perle. Il vostro Marietto fra un po' farà la sua live parlando appunto di questi guru che girano. Ok, Io salutiamo, vi ciao a tutti cari saluto. amici, grazie, saluto anch'io, ciao A ciao 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 stasera. ciao 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 Ciao. ciao 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 ciao.